Ed eccoci qui, Wagyu, buonasera, grandissimi, vi voglio bene. Questa sera ho addirittura tentato di fare la diretta con la nuova, poi tenga 100 anni, però non era mai cazzo e cominciare a fare diretto con sta webcam perché mi metteva paura che, cioè, una volta l'ho provato a fare, però non so veramente manco cazzo e quindi non ci ho tentato più. Questa sera ci provo e secondo me ci sono pure riuscito perché ho visto che 4-5 giorni fa facette una live con Cetti Guaglione e vidi che funzionava, quindi stasera ci piato coraggio e ci ho provato. Vabbè, mo lo saprò soltanto da YouTube, se mi vedete, se mi vedete e mi sentite, comunque lo spero. Intanto vi saluto tutti quanti. Guaglione, stasera vi premetto che veramente rigurgiti con la pala perché oggi ho venuto a mangiare 2 secondi fa e mi ho mangiato pasta e lenticchie, voglio che praticamente erano i fuochi, perché ovviamente per mangiare i corsi, ma aiuta a se manco ti fa fritto comunque in pratica, ma erano proprio cucente, ma tenga ancora voglio ma da che bruciata. Vabbè, comunque detto questo, andiamo su vabbè, YouTube ci sono, facitemi salutare casa Caruto che stasera voglio ma ricordo ogni settimana siete sempre di più, cioè guardate foglio a che livello sta, cioè la settimana scorsa si va su livello K e invece questa settimana a questo livello qua, però credo che a occhio e croce sta settimana quasi di più casa Caruto che avevo voluto fare salutare, quindi inizio subito a così ci un pensiero. Vabbè, comunque il primo è Gaetano Morales che mi ha detto Fabio saluto per primo e quindi lo saluto per primo, poi Francesco Romano, Valentina Catanzaro, Rosario Scotti, Domenico Cardone, Alessio Giagrossi, Roberto Miano, ma quante cazzo ne si voglio non so più, Dario Rizzo, Lorenzo Canzano, Vittorio Nociglio, Mariano Tramontano, Luigi Bosso, Luca Laringe, la vicinanza composta da Gennaro, Emilio e Cristian che sta pure per me che saluto, e poi c'è stato Daniele Talamo, Manu Muto, Raffaele Verde, chissà come cazzo, Raffaele Verde, poi Angelo Mazzella che sta sempre qua a casa Caruto grandissimo, Nicola Bencivenga che poi ho scoperto che è Forza Azzurri, mi ha fatto piacere su fatta così, e poi c'è sta Andrea Fusco che tiene un canale Fius Gamer, Antonio Pellegrino con la mamma che si chiama Nunzia Sartuella che fa Sarta che sa mi si nome la mamma che si chiama così, Michele Centanni, Sasi Scarelli e Raffaele Asprigno, Caitka, Marco Naso e Vincenzo Ferrari sono 2 case Caruto e sono fratelli di Roberto Carlino. Ci tenevo a specificare questa cosa e quindi voglio a perso un 3 minuti salutare, però non fa niente perché sono contento che vi saluto e un livello che praticamente stiamo un'ora a salutare tutto l'ora a salutare a voi, no, ma non credo. Comunque voglio bene, voglio allora intanto vado. Ok, iniziata, viva la Conad, addirittura c'è un commento che già mi fa indisporre tutta la nervatura. Come ci siamo? Io allora capire che ci sta un po' a YouTube e vedo che ci siete, mi vedete, tellicreato, ovviamente dice sabato prima tellicreato, ma non mi ha già ricreato questa pasta perché la pasta e lenticchie il body ma mangia pure fredda perché pare che non è più sapore, però allora a me per esempio personalmente il mangiare mi piace o cava dopo cucendo come mo, oppure freddo, cioè tipo pasta e lenticchie, sono cose che ti pasta e lenticchie soprattutto te la puoi mangiare anche fredda, però tu dici quindi te le mangiate cucendo, ti piace a te? Sì, però voglio vedere proprio i fuochi e quindi oggi sofferto un poco perché poi ma volevo godere un po', invece mia moglie ovviamente sa che 30 però ma cucinate proprio un culo, vabbè comunque vabbè, comunque detto questo mi fa male pure la mano perché oggi un modo storto, oggi mi fa male proprio la mano, cioè non si capisce, ma come si è fatta si è fatta ammazzare un coccolo, cioè tengo un dolore alla mano che io credo che sia perché oggi un modo storto, perché cioè, a meno che non si spiega, perché non è che faccio fravocatura non lo so, agitata nase, non lo so, mi fa male la mano, ma dici, ma che cazzo me ne faccio, ti fa male la mano, ve lo volevo dire giusto per se morito ogni tanto faccio la faccia poco così un po' triste perché mi fa male poco la mano. Ma ci sta collegato a visto che ci sta Sharp Channel che salutare, chiama lui che è un guaglione Roma che ci ha fatto live là di giorno questo, un grande bacio, lo saluto. Saluti da Roma, appunto, lui dice sino casa Caruto, no, sino palazzo Caruto, ovviamente. Allora, poi c'è addirittura pure Jumpy Nice, è che onore di averlo qui. Io c'ero buonasera da Severena Juve, ma voilà, io fratello, ma
comunque da stare solo tu, penso. Andiamo a vedere chi ci sta, voglio collegato perché Luigi Bosso, che saluto dalla, non so se sta ancora in Francia, Luigi, non lo so, fammi sapere lui perché gli sapeva tu sei in Francia, quindi ora non lo so se stai ancora qua. Allora, Emanuele Conti è iniziata, sì, Emanuele Frate è iniziata, io penso di sì, spero che mi state vedendo. Comunque Damiano De Michele, buonasera, mi saluti mia cugina Maria Luisa e falle un augurio di presta guarigione, ovviamente, ma lui, io spero che tu guarisci, non so che tiene un morbillo, tiene emorroidi, io non lo so tu cosa c'è, però comunque spero che tu possa guarire. Io spero che non c'abbia le emorroidi, che non tiene emorroidi, guarda, le emorroidi sono una cosa proprio infame e non le auguro a nessuno. A me che poi mi sono uscito, ma cazzo parla, ma qualcuno di voi sarà coccopanino e sarà, ma a me dispiace, però i emorroidi sono un argomento che ogni tanto bisogna anche trattare. Allora, e poi mi parla di tutte cose, mi parla di i pirata, mi ricordo, hanno fatto puntate sulle scorregge, sui rutti, e quindi una puntata sulle emorroidi non sarebbe male. Facciamo Medicina 33, una live tutta sulle cure, cose, come fanno a Rai 2 chi casa. Vabbè, comunque andiamo avanti. Ferriglio, come stai bello, grande, Miriam, ti voglio bene, ma non credo di stare bene proprio, anzi, tengo i capelli un po' cacciofrone. Anzi, mi piace che vi voglio raccontare questo perché praticamente, vabbè, mo i capelli come vedo mo è perché mi ha fatto un shampoo, no? Quindi sono un po' cefnati, sono un po' fonati. E c'è sta, su fatto che mi succede, allora c'è sta, vi dico questa cosa proprio in intimità, no? Vabbè, che è una cosa alla fine tranquilla. Ci sta praticamente che una guaglione che sta un po' a Facebook, no? E che sta guaglione, sai, una ragazza che abita qua a Pianura, o sta guaglione mi conosce a me perché vede i video, vede cose, siamo quasi visti dal vivo, praticamente ha chiesto, acchiappa sempre, quando c'è cibo mi faccio un shampoo, e acchiappa sempre lo stesso punto, una cosa, cioè ha un incrocio qua a Pianura, e tengo sempre una capa a scifrone, cioè una cosa diciamo, brutta, no? Cioè, io non è che ce la so, però tengo pure sta capa fonata, così, cioè, che raramente, perché non è che cioè, il shampoo mi faccio, no? Però ogni tanto poi mi concio, perché poi, sai, piglio, mi faccio un shampoo, mi asciutto poco così, e scende, no? Perché tanto c'è non immagino mica stacca vicino, e quindi proprio mi cazzo mi vede. Oh, puntualmente quando scendo e mi faccio su shampoo e mi metto i capelli un po' alla pinatina e che a passare guaglione i faccio, secondo me cioè, starà pensando che sono una capafonata, non lo so, starà pensando, ma comunque volevo dirvi questa cosa per far capire come sono una casa caduta. Vabbè, ma questo già lo sapete, inutile, però ogni tanto ci tengo a tenere sempre banco e di essere una casa caduta. Vabbè, comunque andiamo avanti e vediamo chi ci sta più, Antonella Lella, la saluto, Emanuele Consigliere, cioè, Andrea Catalano pure lo saluto. Ah, che dice, giustamente dice, bella pasta e lenticchie fredda, solo che ci pezzo commento perché mi piaceva questa cosa, perché aspetta, non mi piace questo fatto la pasta e lenticchie, perché sono pensiero, la pasta e lenticchie, che se sa da mangiare freddo, sa da mangiare capra, quindi mi piaceva leggere questa cosa, solo che la pezzo, mannaggia, lu bastardi giù. Allora, no, solo che si è scritto passare 3 euro per 5 comment, bella pasta e lenticchie fredda. Sì, comunque è vero, pasta e lenticchie fredda c'ha un suo sapore. Vabbè, comunque andiamo avanti. Sapevo che ho Strunz, che dirò anche il nome, riceve sta battuta. Io sapevo, quando dicevo fatto la mano, ero convinto che qualcuno ci fosse fatto. Infatti, Campi Nice, o c'ero di fatto troppi pugnette, perciò ti fa male la mano. Questo è proprio, arrivano a 1,15, se non a 1,10, sta battuta che ha di fatto troppi pugnette, ma veramente mi avesse avuto a Cile perché veramente mi fa proprio male, ma proprio male. Vabbè, comunque capito, stanotte cazzaggio combinato. E vabbè, comunque andiamo avanti, non ce ne fotte proprio. Mario Gloria, saluto pure Mario Gloria, che ha già salutato. Vabbè, comunque stai acciso, se vuoi c'ero stai acciso stasera, ma ok, sto acciso, anche molto in forma. Raffaele Verde, ci racconti qualche storia della tua vita, ovviamente pariosa. Ma a me fa piacere queste storie, però quando mi riuscite racconta qualche storia della tua vita pariosa è troppo generale, voglio io ti tengo un sacco ovviamente di cose, però a me specificare perché sennò non riesco a pigliare nel mazzo tutte le cose che mi sono capitate. Vabbè, comunque Forza Azzurri, ti fa male la mano e mo pure a scusa a pasta e lenticchie, chissà che spacci mi fa una città che mi fa male la mano perché oggi mangiato pasta e lenticchie, no? Non sarebbe neanche possibile, uno si mangia pasta e lenticchie perché una slogatura, no, non credo sia possibile. E a mano mi fa male perché oggi molto Stuart. Solo questa è la spiegazione. Vabbè, comunque, Luca Laperuta, no agli occasionali c'è sempre grande Luca Laperuta, veramente. Vabbè, ma noi non abbiamo mai avuto questi, diciamo, sì, gli occasionali
ci sono stati quando è successa, quando avevo fatto Alessia Marcuzzi, là ci sono stati, cioè l'hanno fatti 150 persone in live, che è una cosa che non è mai capitato ovviamente, quindi è veramente stracolmo di occasionale, perché per l'occasione appunto che aspettava magari che la banda stronzo e Alessia Marcuzzi ci salutava, non ci ha salutato più, vabbè, non fa niente. Allora, Atanasio, vabbè, intanto nella Lella dice: Ciro, mi auguro lenticchie di MD. Ovviamente tu sai che io spendo soltanto là, anche se ultimamente veramente non mi stanno salutando. Vabbè, chi mi ha salutato latino? Vabbè, comunque si fece una mezza, un mezzo che scrivete troppo a Facebook così, però posso dire paziente, ovviamente MD sempre nel mio cuore. Andrea Atanasio, Fabri, mia mamma dice che tu sei un tipo che sta sempre azzeccato il cellulare la mattina sera, ma è vero? Spiegami un po' che fai durante il giorno. No, signora, assolutamente. Allora vi dico, il cellulare no, non sto azzeccato annanzi al cellulare, perché? Perché il cellulare mio, che sta qua, aspettate, mi piglio un attimo, eccolo qua, non è tanto rosso, senti questo cellulare, un cellulare medio, cioè anche medio piccolo, ciò di perché, non lo so, per me, perché vedi che ci stanno certi pezzi cellulari, no? La tosse se ne certi in Woolman, te ne certi cazzi cellulari, non ci va a capire se è un cellulare oppure, come si chiama, comunque non so che cazzo so, vabbè, comunque vi dico, il mio è piccolino, allora io già non ci vedo buono, poi fondamentalmente. Allora se mi metto cieco vicino al cellulare, mi cieco e mi fanno male l'occhio, quindi questo è proprio una cosa che io non faccio, non sto quasi mai azzeccato vicino al cellulare, perché mi fa male la capo, e quindi è una cosa che io non sopporto, perché purtroppo è piccino. Se ero rosso, ragazzi, che mi passavo più ore vicino al cellulare, cioè ore no, però più tempo vicino al cellulare, però essendo che mi cieco, dico no, andare. Comunque grazie signore per la considerazione che avete di me. Io vi stimo e vi voglio bene. Allora, Rusta, Sharp Cerone è un grande, ma ti voglio bene, Sharp, veramente tu sei un grande, tu e tutti quanti. Io anzi voglio spendere una parola per voi. Voglio, questi ragazzi che hanno un canale che si chiama Secondo Live, io voglio dire perché sti vogliono cosa fanno? Voi facete video in coppa YouTube e siete canali che non hanno modo di sponsorizzarsi, sono piccolini, siete cazzi, vi trovate uno che vi condividono video, comunque iscrivetevi a Secondo Live, questo canale YouTube che non fa altro che promuovervi, e quindi diciamo, è una cosa buona per voi, si faccio dei video, poi se non faccio dei video sto parlando a capi cazzo, senza, vabbè, comunque io ve l'ho detto. Gaspare Ricciardi, dicevo, cielo, buonasera, educazione è la prima cosa, grande Gaspare, mi fa piacere questo tuo buonasera, ma ci c'è anche un live nelle nostre live c'è sempre una grande educazione, forse sono chi più costumato, però c'è sempre tutto quando partono esordiscono con un buonasera, buongiorno no, perché ovviamente però c'è anche una forte educazione, a me fa piacere, però mo mi spiega che resta stiamo tessendo le tue lodi, stiamo dicendo che tu sei educato, che hai scritto buonasera, e poi per buono ci chiama Franchi Zingher, ne grande mappina, e allora te lo sei meritato, e io te lo dico perché devo difendere. Poi ci sta pure Culo Peloso, ecco qua Culo Peloso che vado a leggere, scusami un attimo, Culo, aspetta, Culo Peloso l'ho letto, ma la acchiappa assolutamente, vado dietro per acchiappare Culo Peloso, che so che c'è. Allora, ce l'ho sera già fatto un po' che ritardo per mezzo e sta casa caduto il computer. Sì, anche io ti capisco che ho problemi col mio computer. Sì, il computer è sempre una casa caduta, è sempre stato una casa caduta, quindi ti capisco, ma figuro, comunque non fa niente, l'importante è che ci sei. Giovanni Ascione, ti saluto pure a te. Forza Azzurri, ce lo si stava con uno che ti sta seguendo per la prima volta, t'appena per schifezze che dice, no, ma che cazzo è Git, veramente siamo a un quarto d'ora live e non credo ma ci sta, perché comunque sono cose che ci stanno. Che io so che voi facete la faccia ma sono cose naturali, e non lo so, allora che facessimo se volessi il programma che mi che mi ricordo mai come si chiama, di Max, se non voglio, è una cosa assurda, mannaggia, IR, una cosa che no, bizzarri, comunque fare la gente che sa Cile, no? Ma già la città, no? Tipo che stanno facendo prate, si tagliano in mano, stanno pazziando vicino, stanno facendo frullate, stanno frullando i denti. Vabbè, comunque ultimamente sono questi programmi che fanno schifo, però mi sto cercando di abituarmi, perché dico magari ma fatto qualche cazzo di caffè, vabbè, comunque di Mac stanno i programmi un po' così, un po' schifosi, un po' così schifosi. Vabbè. Comunque detto questo, Antonio Giovinelli dice un mocca a chi te vive, ecco qua, poi c'è io Steve Magnani e mi stai facendo come ma scusate, non dici, scusa, parla a me di cose, mi dovete perdonare, vabbè.
Andiamo avanti. Allora, Vittorio no, ci vuole c'ero di schiattare sto cappotto, no, ma ci mise sto maglione perché non lo so, ma mi sento freddo. E allora ci sto, ma teneva una felpa, no? Ci sto metto un maglione che sento freddo, me lo fotta. Ci sto mo metto cazzo in cavolo. Vabbè, comunque, Giovanni esce nel casa caduto, vabbè, a posto. Godzilla, che se non sbaglio sarebbe Angelo Mazzilli, se mi ricordo bene. A mia vista non si abbassa mai. Il pigiama grigio zoccola, o sbaglio? No, veramente stai inguaiato. Se visti un pigiama grigio zoccola, stai veramente stai rovinato. Perché a parte che è blu, e credo che si vede, e poi no, può pare pure un pigiama sto maglione. Mi voglio anche prendere questa, tra virgolette, offesa, no? Che vabbè, uno ti piace, ci pare umano. No, però comunque no, non è pure tu. Vabbè, comunque sono Angelo Mazzi, l'ho cambiato il nome del canale Godzilla. Allora ho indovinato. Allora, Mariano Tramontano, ce lo saluto, un mio amico si chiama Castrese La Gomma, è veramente sanguaiato perché Castrese La Gomma, cioè, oddio, Castrese è un nome che esiste, perché io mi ricordo c'era uno zio di un mio cugino, che mo sta dicendo, era zio, allora era pure zio, non era zio, ma era zio di mio cugino, e quindi vabbè, lontanamente zio, comunque si chiama Castrese, che poi è un nome che notato e a Marano chiamano, cioè su tutto quanto, no, tutto, però la maggior parte si chiamano Castrese e quindi sì, su si chiama Castrese La Gomma, cioè mi dispiace un po' perché comunque non me lo che merda, parliamoci, però io ti saluto Castrese La Gomma, mi dispiace che ti chiama così, però pure magari a te ti dispiace che mi chiamo Fabrizio Cero, però comunque ci dispiacciamo a vicenda. Detto questo, Gianni Omega grande, buonasera a tutte le case cadute, grande Gianni Omega, Alessio Enigma, cioè diciamo letto su FAT, ciao, mentre vai all'MD, è una cosa che devi fare assolutamente, piaciute le foto che ti ho inviato, c'erano e diceva, allora me le hai 8 foto su FAT, Alessio me le scritte, sì, le foto mi sono piaciute, te la tu che faccio a fare stu video all'MD, cioè non mi pare un video, ha fatto cavallati da faccio video così, quindi vabbè, comunque Godzilla, la Mattia Sepe, saluto. Fabri, per caso hai visto la serie film Horror Scream? Che pensi? Non l'hai visto, quindi non so cosa pensare, però mi piacciono i film di paura, è una cosa che mi è sempre piaciuta, mi sono sempre piaciuti. Andrea Catalano dice, ma come sta Expert Mallardo? Expert di Lella non ci può stare MD Cerro Carlino, sarebbe così, allora, perché no, questo stai dicendo una cosa che non voglio dire, faccio ridere perché stai chiamando una piccola sorpresa, una struzzata, però meglio che non la dico, comunque sì, si potrebbe fare. Gianni Omega, Fabri, fra poco ti chiameranno su Real Time per condurre le cadute, questa è una bella idea, mi piacerebbe, un bel format. Allora, intanto volevo vedere quanti eravamo in linea, perché ogni tanto mi piace vedere quando ne siamo, voglio scommettere che ne siamo, volevo dire 50, siamo 46, 46 case cadute. Allora, aspetta, un coppia commento, perché poi quando faccio su fatto pagina tornata, eccolo qua. Allora, in realtà ma pure Alfredo Monaco, saluto Alfredo Monaco, The Microgame, c'erano sono quello dal nome quest'anno, in vantaggio del solito microgame, perché posti nati con le cazze che non leggo perché e te mi sa ridere pure. Mariano Tramontano, Ciro, che ne pensi allora di quella famosa Nick Penn? Ah, bellissima quella foto che mi ha mandato la Diurn, dove praticamente Mariano mi ha mandato una foto Nick tra Bic, no, non so ridere queste cose che tu cioè, sei abituato a avere i nomi pazzotti, no? Come i famosi Super Sandro, il pallone che faccio fatta riga fosse pazzotti Super Santos, nata guaglione mamnate tipo le galatine, fossero il caramello al latte, saccio come cazzo si chiama, non dico le malatine perché non credo le malatine, però le latticine, così, comunque sempre questi nomi pazzotti che a me mi fanno sempre morire. Gaspare Ricciardi, grazie cielo, mo la piglio con me, casti zingaro parlano nei piedi, tu una piccerella ci è venuto uscire, è normale, ma guarda che non sto parlando nei piedi, abbiamo già puntate precedenti sui piedi di Erutti, ecco, quindi non la può pigliare con noi, è una cosa che è successa già. Umberto Prota, chi ti ha dato il maglione? Roberto Callino, no, ma immagino che la Soli, ma Scattazoli mi ricordo anni fa, infatti tengo a andando, però mantiene caldi, quindi mi piace. Poi Gesù il Misericordioso, grande ritorno di Gesù il Misericordioso, che se non sbaglio si chiama Gaetano. Cosa pensi della partita di ieri perché c'era il rigore? Allora, voglio dire la verità. La partita di ieri mi sono lussucato perché da napoletano ovviamente non è bello vedere che tu
fai 2 gol e poi ti trovo che bella e buona, ti recuperano, detto, vabbè. Però il rigore, sincero, voglio essere proprio sincero, non l'ho già visto. Non mi immagino su replay, non mi so applicare, talmente che ha accusato. Non l'ho visto, quindi non lo so se era rigore o non era rigore. Ho parlato con qualcuno mi ha detto che era rigore, però io sinceramente non lo so, non mi voglio sbilanciare. Sono rimasto male, ovviamente la partita fino a 70 minuti, comunque stiamo dominando, poi bella buciamo purtroppo hanno perso 2 punti che erano proprio importanti. Vabbè. Andrea Catalano ha fatto il video dell'agenzia di viaggi che domandavate dove si trovavano le città. Sì, mi ricordo, ti è rimasta una persona impressa. Poi dice che è proprio ignorante. È rimasto in mezzo a uno che si chiama Stefano, conosciuto, Stefano, non mi ricordo come, vabbè. Mi è rimasto impresso che era un simpaticone, non sapeva le risposte, però rideva, teneva una rasata abbastanza simpatica. Lui, pur coronato proprio ignorante, proprio si perché a me per esempio la geografia piace tanto, è sempre stata una, diciamo, il suo paziente, cioè una cosa che a scuola mi è sempre aiutato, pure perché mo vi spiego questa cosa, forse ve l'avrò detto io sempre di sì, a me mi piace la scuola, ma è sempre brutto cazzo, quindi quando si parlava in una cagavo proprio e guardavo la cartina, ok, che la cartina, cioè, sono sempre le cartine dietro le teste. Allora io stavo sempre a guardare la cartina e mi piaceva vedere questa cartina dell'Europa, del mondo, o Sud America, e quindi a botti io guardavo la cartina, ma ci la geografia, perché poi guardavo il capitale, guardavo in nazioni, guardavo poi mi piaceva il fatto del calcio, no? Mi piaceva il fatto che, non so, ci voleva Monaco, diceva, là io con Bayern Monaco, io con Chilo, là, e quindi associavo le città con le squadre, quindi per la geografia io sono sempre stato abbastanza bravo e mi piace, mi più o meno tu stai no? Però essendo che a me mi piace, ho sempre notato che c'è sta un'ignoranza sulla geografia, credo a Napoli, per la maggior parte del tempo ho vissuto a Napoli, quindi dico Napoli, c'è sta un'ignoranza in geografia tremenda, quindi a me non mi stupisce le persone che Zanaro si trova, che ne so, Venezia, oppure anzi Zanaro si trova Dublino, non mi sono abituato a questo fatto, perché saccio che a me mi piace, vedo che a lato comunque ci capiscono quasi, cioè, vabbè, comunque è una cosa mia. Vabbè, culo peloso, intanto dice, c'è vero che hanno arrestato a Galliani, perché non tenevo prezzo un po' pomolone, vabbè, questa è una battuta veramente di 100 anni fa, però te la facciamo passare per buona. Allora, intanto Mister Manuel, ciao Cerrone, sono quello che ha detto che stava studiando, invece eccomi solo per te, che la casa caduta della matematica mi stava in testa, non volevo andare via. Sono Manuel Calmo, io sapevo che eri tu, sapevo che eri tu. Allora, vado un attimo indietro, perché sto zoomando veramente tanti commenti, ma sono parecchi, stasera siete parecchi, ovviamente, solo che non riesco a leggere tutti. Stefano Caputo, saluto, c'ero sempre presente, lo saluto un mio amico, si chiama Castano, su Castrese la Gomma, ha salutato già. Sono sempre stessi commenti. Vabbè, andiamo qua. Antonio Di Ficcio, cattivo sempre per te, grande, pensava cattivo, no? Se dicevi perché attivo, nel senso volevo dire che sei attivo, ti voglio bene Antonio, grande. A te sempre, prima i ragazzi scendevano giù a palazzo a giocare a pallone, ora tutti azzeccati ai telefonini, che Cerro, tu che hai passato la giovinezza negli anni 90, fai sentire vecchio quando ci si fa, però è vero, come paragoni gli anni 90 agli anni attuali? Allora io voglio premettere una cosa, a me non mi sono mai piaciuti quelli là che dicevano ma io quando ero giovane, a chi rompe parlo fra loro, cioè mi danno fastidio, perché no, però sicuramente io posso dire che quando ero giovane sicuramente ci volevano giustavano, quindi questo è poco mese, e quindi noi il tempo lo passavamo, almeno io, a giocare pallone, cioè noi giocavamo solo pallone. Io mi ricordo che non scendevamo a Cabascia, appena un la street che magari tu dici come cazzo ci vai a giocare a pallone Cabash, facciamo molto il dribbling Cabash a me, essendo che uviale street siamo sempre stati buca a dribblare, siamo sempre stati figli di buca non posso fare tutto quanto Cabash questa prerogativa di dribblare in due street, no? Perché se io è stretto e stanno pure in macchina, allora cioè noi si giocava così, si scartava e si faceva un lancio lungo, che poi non fa cose no, verticale, si giocava così.
Ho fatto io giocavo solo pallone quando ero piccolo, proprio fissato e giocavo a pallone, questo facevo io. Poi ogni tanto cagniamo sport, pigliamo la bicicletta, facciamo il corso un po' per bicicletta, facciamo il corso diciamo, tipo, che ne so, i gare, oppure facevo bel buono, pigliamo il capato, il ping pong, pigliamo il capato, il ping pong, accattiamo compensati legna, giocavamo a ping pong, mi piace il capato, non essendoci nulla, cioè che la differenza unica vera, no? Perché poi è importante tra oggi io oggi veramente vedo che ne sa c'è un nipote che tiene quando hanno 8 anni, 9 anni, non lo so, che veramente azzeccato vicino al computer, i videogame, si mette a guardare cose. Oddio, anche lui comunque poi gioca, per carità, però credo che una metà del tempo lo passi a giocare, pure io comunque i videogiochi quando ero piccolo, però come da ci fa capire, sì, oggigiorno ci sta sto fatto che purtroppo questi cellulari ognuno comunque perdono un po' più di tempo vicino a queste cose qua, e magari cose che noi invece non lo teniamo e quindi il tempo l'erma a perdere forza di pallone, questo voglio dire. Quindi c'era abbastanza differenza, poi magari c'è pure la differenza che sa agli anni 7, ma cazzo ne sa, poi non ero nato negli anni 7, quindi non lo so. Comunque sì, questa è la cosa sicuramente che da una parte mi dispiace perché boh, magari che cazzo è sprecato un po' stare là diciamo, quando tutti si qua a pallone, tutti si diverti insieme agli altri. Vabbè. Comunque detto questo andiamo avanti. Mariano Tramontano c'era quando un nuovo video parodia. Allora, parodia no, perché la GIT ve lo dico spesso, che pure quando faccio il live, che parodia, voglio, se non c'è una canzone bella, io non la faccio parodia. E poi la vedo una cosa molto passata, sinceramente per me. Non ci trovo quasi più sfizi alla fa, a meno che non esce una canzone bellissima, e quindi mi caso e faccio parodia. Però stiamo preparando un video che è un po' più complicato, questo già ve l'ho detto qualche volta, e un video un po' più elaborato che comunque somiglia alle parodie che facevamo, solo che non sta la canzone sotto. Ecco, queste sono piccoli cortometraggi, piccole cose un po' più impegnative. Questo lo stiamo facendo, poi ogni tanto faccio stronzate nei miei video così che vedete un po' a Facebook. Cosa ne pensi del Pancio? PC Game Ida. Allora, il Pancio ha visto sul fatto che ci hanno hackerato il profilo, gli hacker gli hanno preso la password, non lo so, che hanno combinato. A me dispiace, mi dispiace, a parte che lui è bravo, Ancio a me, cioè, io l'ho scoperto da poco e a me mi fa ridere, voglio molto simpatico, mi piace assai, poi per particolare, vabbè, è calabrese, credo, parla calabrese, quindi è un accento diverso, di solito non lo so perché io sono abituato a sentire napolitano, oppure a sentire milanese, non lo so, lui comunque del sud, della Calabria, io non ero mai visto con un coppa YouTube che faceva i video, sono molto rari i comici, diciamo, calabresi. Mi dispiace molto questo fatto che ha perso l'account perché non so come farà, però veramente mi dispiace assai. Vabbè. Comunque andiamo avanti. Mister Manuel dice, ma tu quando vieni a casetta da già segnare la mano e non me la devo mai più lavare, fai perché veramente poi vabbè, comunque mi fa piacere, la prendo, è un complimento, comunque te voglio bene. Non lo so quando vengo a casetta, una volta ci venivo perché teneva un amico mio, ce l'ho ancora perché non è morto, però abitava là, ma invece si è sposato, quindi sta a Roma, ecco. Ogni tanto ci veniva a casetta, pigliavo il treno, 3,50 euro, mi ricordo, ecco, e venivo, però non lo so quando ci vengo più fuori. Vabbè. Comunque andiamo avanti, però ci mandiamo indietro perché praticamente come un bello proto. Hai visto Alfonso Signori quante mimose ha ricevuto? Non lo so, che non me l'ha visto Alfonso Signori. Vittorio Nociglio dice: ce lo ti ricordo pure il Girel Pezzotto. Vittorio Nociglio mi ha mandato una fotografia che al posto delle rotelle, che le rotelle sarebbero una specie di girelle, che ci fatto così, scusa, non lo volevo, cioè dico quelle, come si chiamano? Quelle rotelle, comunque le merendine, comunque si chiamano ruotelle, cioè veramente top ruotelle, veramente un pezzotto che cioè, a me piacciono i nomi che ci mettono in questi pezzotto, vabbè. Comunque me le ricordo. Andiamo un po' indietro nei commenti. Raffaele Verde Gaeta. No, buonasera, domenica Roberto Gallo è uscito un attimo prima che iniziava il programma di Barbaradus, ma sempre così, stava un concentrato di case cadute ad alto livello, è vero. No, ma fateci caso, che perlomeno quando mi capita a me di mettere a Canale 5, perché è difficile mettere a Canale 5 e poi a Barbaradus, però a volte va da cucina perché mi sono l'uno a domenica e mi va a vedere, cioè no, sì, due mi sono più o meno, allora due a come Barbaradus, e vedo che la bella prima di parlare perché ricordo un po' che a cimmichi del video sta casa caruta da fare pubblicità, cioè proprio veramente si associano e casa caruta per fare apposta e così. Allora,
Gianni Omega It fa prima di parodie, non ne fa più, no, la Git Momo non è che non ne faccio più, però è una cosa un po' i primi che facevamo, mo, oddio, si può non mai dire mai, perché si esce una bella canzone, si fanno le parodie, però per ora non è la mia prerogativa. YouTube o Game, vabbè, non meglio che non leggo proprio, perché sennò cominciamo con questo filone. Secondo live, Sakaruto, saluti tutti e non saluti me, Umaste, secondo te grande Milo, saluto Tony, ma se proprio una casa Carute lo so. Vabbè, andiamo avanti con i commenti. Allora, stiamo partendo che i pezzotti, che è un argomento che noi trattiamo spesso nelle live, i pavesini, sì, i pavesini pure ci stanno pezzotto che non ricordo come si chiamano, pure tengono un nome simpatico, i pezzotti di pavesini all'MD. Marco, qui ci facciamo, nessuno mi caga, no, ma Marco non faccio di hit, comunque vabbè. Andrea Catalano, mi raccomando, per la casetta stringi la mano con quella buona, sì, perché questa cama fa male. Io spero che guarisca presto, perché veramente mi fa male. Allora, lezione Enigma, ti fa male la mano perché hai dato, hai dato al muro un pugno alla Rocky, no, non hai dato pugno a nessuno, perché non hai dato pugno a nessuno. The King 85 Frank, cioè Frank, vabbè, oramai comunque perché oramai veramente Frank, ciao, ti seguo da tanto e mi rumoro, mi segui da tanto e mi chiamo Frank, vabbè, ti volevo offrire un TS pubblico, ovviamente ringrazio Ever Hosting di cui io collaboro, quindi ti offro un TS di 50 slot, così che frate la palla potabile con me che non capisco ancora cazzo, mi dici, per a me mi scrivi 50 slot, non capisco ancora cazzo, palla bello con cazzi che mi offri qualcosa, cioè mi offri comunque se mi offri qualcosa all'MD che ti ricordo che se mi segui da tanto a me piace la roba dell'MD. Comunque Godzilla Mattia scrive c'è lo giornalista Napoli di Dynamo se usate la casa che ha avuto film immaginate le Napoli Dinamo Mosca oggi penso che andiamo a vincere perché veramente e poi non so mi sento un po' però un po' di tutta seccia poi dice ma come lo so a me la Coppa l'Europa League come si potessimo vincere lo so comunque mi vedo abbastanza favorito nel senso che una Napoli che spaccia cazzo nega mo ci stiamo a mettere paura in la Dinamo Mosca e la Dinamo Mosca è stata a mettere paura in la penso così, vabbè comunque sono fiducioso. Gravix GR, ce lo sono ritornato a guardare le tue live finalmente, ti voglio bene Gravix, sono contento, non so perché non le stavi guardando più, però mi fa piacere che sei tornato. Vabbè, Arusta, Team Speak, Gravix c'era il TS è un Team Speak, ma in modo di cazzo ne sa che sto team spiego come da parlare italiano cioè da parlare pure napolitano perché io capisco e non mi voglio capire perché non mi piace proprio l'inglese lo voglio non se ne scende non voglio manco capire allora Andrea Catalano c'ero ieri mi sono visto il video del pappagallo io me ne abbonano troppo forte ma come cazzo facevi a non ridere a me mo è una risa cioè a me manco un video di pappagallo non è che mi piaceva chissà quanto però vedevo che quando l'hanno visto quando oh bello video di pappagallo cioè se ne parlò per un po' oh bello mi piace perché non fai non lo so, ma non avevo visto che era una cosa così, però intanto ci stava un sacco che lo ci piaceva. E infatti ogni tanto ci pensiamo di fa una seconda puntata, perché comunque mi visto che è piaciuto. Vabbè. Comunque, l'MD sono sempre Le Bon, sì, che è una marca famosa dell'MD Le Bon, è un mannesso praticamente dall'MD. Ieri mi hanno l'accattata, sì, ma sono buoni, sono pure buoni, ma la giornata in estate. Allora, Umberto Prota, ce lo dici velocemente, andavo a Lione cogliendo ce lo dici velocemente andavo a Lione cogliendo cotone tornavo correndo cotone cogliendo la GIT ci sono riuscite un po' come sono fermato però vabbè aspetta voglio dire quando ne siamo perché ogni tanto mi è capato mi piace vedere quando ne siamo anche se ecco qua 49 manco ci mancava bene pensare che si era alzato il tetto della abbastanza case cadute allora secondo live casa caduta dai salutato Milo e all'anima casa caduta veramente allora andiamo un po' indietro a recuperare qualche commento non letto cano che la geletta te Rocky ti fa male la mano mi sta cagando Antonio Giovinelli c'ero visto quando quest'anno hanno fatto un mutuo Pocomicon con 20 euro per un mese, è vero. Ho visto che praticamente oggi o ieri sono usciti i biglietti del Comic-Con, casa da fare l'abbonamento per 4 giorni, ecco. O tu quando poi stanno mandando ma tu vai al Comic-Con, sì, come penso di sì, mi sono divertito perché è pure un'occasione per incontrare chi non va, cioè che cazzo a me piace. E poi c'è sta sempre solo, mi ricordo, sono andato tipo 2
volte, sembra una bella giornata di sole, poi tu mi piace, una bella atmosfera. E però ci sta bella buona, però tipo dice, mo perché c'è che tipo, oh, a maggio, state pensando, secondo me che questi figli e bocchini stanno vendendo i biglietti, o stanno mettendo l'ansia goal, tipo che finisce i biglietti, allora voi mi state mettendo, e quindi tutta un'ansia che si rigenera, vabbè, comunque pensi di sì, penso che c'è che cosa, vabbè. Salvo Sibilo, ciao, buonasera a tutti raga, grande Salvo Sibilo che saluto. Ah, PC Game dice Calabrese ma abita a Reggio Emilia. Ah sì sì, il Pancio sì, lo so, a Pistoiaggio invece non ero sicuro, però era capito che abitava al nord, perché sì, era capito, puntaccio come l'era capito, comunque avevo capito che abitava al nord. Allora, andiamo un po' indietro. Tra Alessia Marcucci, dopo che è più casa Caruto, tutti e due, poi non so di più, forse più Barbara D'Urso, potrei dire Alessia Marcuzzi perché ci ha fatto il fregio a noi, però dico che secondo me è Barbara D'Urso per troppo che l'audio va malissimo, dice Mary Devil, mi se ho cambiato, oggi fatto la live, sto facendo questa webcam con computer che sto qua, quindi non lo so, di solito faccio computer mia e non so se si sente buono o malamente, però fatemi sapere pure sul fatto che se la prossima volta se la prossima volta cambio e faccio ancora col computer di mia mamma che si sente meglio, fatemelo sapere, nel senso che io non so, cioè io. Allora, Ale Destiny X. Al Comic Con incontrai Roberto Carlino e Barbara D'Urso, ma fosse Amaro? No, Barbara D'Urso no, però è un grande onore. Nocciolino 24, ma leva Nocciolino fra in Alexas perché veramente ma da punte riendo, da punte c'è cose 20 anni fa, vabbè. Mario Gloria, c'ho quella casa caduta di Ciro Formisano, ti saluto, purtroppo non si sta vedendo la diretta, vabbè, ma lo salutiamo lo stesso a Ciro Formisano, è una casa caduta. Alessio Enigma, comunque nella live di cui parlavamo, a proposito, leggo prima questo e poi dico una cosa. Nella live di cui parlavamo che ti piaceva la Coca-Cola Pepsi sfiatata, lo zucchero elimina la sostanza che rende la cola frizzante. Queste sono nozioni scientifiche che io ti ringrazio per, diciamo, che tu stai elargendo. Ma volevo scusare con voi la Davot perché praticamente non tu chi mi ricordo chi mi dice praticamente stavo incazzando che l'altra volta non riuscivo a leggere i commenti perché la scorsa si è fatta la live con Raffaele Opaz e Anthony Galeota, allora voglio sapere che io già solo lì con il computer a leggere, figurate che erano tre in lui, non si capivano un cazzo, poi non so se voi ci state, vedevate che io ci mi mezz'ora per invitare ai guaglioni, ecco, comunque scusatemi se non riuscivo a leggere i commenti perché poi non si capivano un cazzo, per noi da parte mia non sono abituato e quindi già mo i commenti vanno bene, non capisco. Poi quando si mette in uno dice una cosa, non si capisce un cazzo, scusatemi per l'altra volta se non sono riuscito a leggere i vostri commenti. Qualcuno non riesco a leggere tutti. Vabbè, comunque volevo solo scusare questa cosa. Culo peloso, ce lo voglio una tua opinione. Una cosa, te la do se mi dici su cosa. Chuck Bartoschi, buonasera, c'ero grande Roberto Miano, che mo oggi capita Rob Wind Live, che Chuck Bartoschi e Roberto Miano, che mi scrive su Facebook e che si casa a cadere. Allora, Stefano Caputo, è meglio quell'altro Chris Van Chiava. Ah, questo, vabbè, tu, questo è un parere tuo, ovviamente, e io, se siamo di più a dire questa cosa, io la prossima non ci penso due volte e piglio il computer mia mamma, che forse si vede meglio e si sente meglio. A Genetic dice Fabrici verrà comico quest'animo omaggio futuro, dici pensi di sì, Joeng? Penso di sì. Allora Nocciolino 24, ma di dove sei? C'è Rozzo, sono di Pianura, voglio, ma io la prima volta ti dava, io dico sempre Pianura di Bergamo che è stata proprio, culo peloso, cioè voglio una tua opinione, è meglio un pacchi sasicci, io faccio cagato cazzo, qui pacchi sasicci, giusto lì dei pack e nucella e amarunelli, Allora Antonio Ottaiano, ce lo vogliamo Peppe Sena e là mai, voglio dire, mai dire mai, però Coppa Sala difficilmente vedrete Peppe Sena perché mi fanno l'ansia angolo quando troppo ansioso. Vabbè, chi la c'era il team speak dice è tipo Skype. Sì, sarà pure, non lo so, Cresto. Dimmi, vabbè, solo dici tu mi fido. Io Darko Channel, Fabrizio, comunque davvero, grazie mille per essere stata la nostra live legati dalle risate e tutto lo staff, no, lo so, cioè, non devi dire, mi faceva piacere, non mi sono divertito pure io, mi sono divertito, se non, giustamente non sapete di cosa sto parlando, ma la città prima feci una 4-5 giorni fa con degli amici qua di questo canale, mi sono divertito, veramente ci siamo divertiti, ci siamo fatti un'oretta, forse anche di più insieme, a me pare un poco. Allora,
C'era Comic-Con qualcosa assolutamente no, perché mi metti scuole prima, non è che mi metti scuole, ma mi piacesse pure di vestirmi da qualcosa, però gli sai che voglio sotto pigre e mi rompo. Io vedo che per esempio ci stanno persone che si organizzano tipo già da qualche mese, pensate di cosa si devono vestire quando vanno Comic-Con, perché mi fa ma stiamo mattina, cioè, e quindi non difficilmente mi vestirò da qualcosa, anzi proprio zero, possibilità che io mi vesto da qualcosa zero è molto sì, che sai giustamente si cerca di vestire da Roberto Carlino, ma che se pure che se ne che non c'è sta somigliano poco a Roberto Carlino, è vecchio, come ti fai a vestire Roberto Carlino, perché altrimenti sarebbe una bella idea. Ale Destiny, ma Roberto Carlino quanto camperà? Ma facciamo la realtà di Paolo che si chiama un amore, causa opino con me che ci sia un nome sempre fa morire. Io spero che veramente campi, ma non solo per il suo fatto, ma anche per la sua famiglia. Ecco. Non schiatta, lanciate dei mattoni addosso, altro che Moby Dream, ma è mattone in Dream. No, lasciamo, tu facciamo morire Roberto, perché comunque rimane sempre, oramai c'è diventato simpatica, diciamo. Cioè. Allora, dicevo che mezzi di Giuseppe Canazzo, e poi Giuseppe Canazzo è un di personaggio, io chi lo ha Giuseppe Canazzo è uno che fa certe canzoni trash, ne ha fatte un paio, tipo Jessica non mi lascia, no, non mi lasciare, non so se stava conosciuto, comunque vabbè, una casa caduta ovviamente ci mancherebbe, però comunque che cazzo, mi ha fatto ridere, una giustizia, ma facce che fanno sempre ridere, che belle buone compaiono sul mondo del web e ti fanno una rasata sicuramente, a me sì, perlomeno a me sì. Alessio, se un giorno compare un discount, è scritto un discount più pezzotto dell'MD che si chiama MB, dove vai? Ma no, guardi, sinceramente, già c'è stata una mezza questione. No, ho segnalato qualcuno un po' a Facebook, però poi fondamentalmente sabato sono subito a fare una camminata, sono subito a pigliare mia moglie a fatica e ci stava, praticamente ci stava una busta, cioè due loro, sono passati due loro con una busta LD. Allora me già me l'avevano segnalato stu LD, ma poi pensavo che stavo no. Invece guarda, ci sono due buste LD, ma non lo so se qualcuno nord che teneva buste e le usava LD, diciamo è un po' preoccupante perché potesse essere un pazzotto dell'MD. Allora, Luca La Peruta ti ispiri a qualche comico napoletano? Ti dirò no, perché non è che mi ispiri, perché ispiri sì, cioè nel senso che ispiri no, perché pare che uno poi si ispira, cioè nel senso che segue, no, perché conosco a tutto qua, perché io comunque sono uno che a me piace proprio assai, comicità mi è sempre piaciuta, sono nato, ma visto i film, sono cresciuto con i film di Lino Banfi, Fantozzi, Massimo Troisi, cioè sono cresciuto con i film italiani, la commedia di Carlo Verdone, quindi no, ma la gista tutto quanto, sa tutto quanto però ispirarsi no, magari sì, tengo qualcosa che magari faccio involontariamente di qualcuno, non lo so, però comunque però ispirarsi no, perché se tu ti ispiri a qualcuno, a qualcuno dice magari la come ispirare a qualcuno, però comunque uno poi immagazzina tutti quelle cazzo, no? Cioè, ognuno secondo me immagazzina le cose degli altri, no? Poi le fa sue, nel senso che poi le butta fuori come cioè, poi il senatore Rami pure sta buffavola, no? A parlare fa. Comunque, alle Destiny, ho che visto che Roberto Carlino ci sta a cuore, lanciate i mattoni contro Barbatus, ecco qua mi trovi un po' più come si dice, mi trovo un po' passufatto. Vabbè. Mister Mano, che ne pensi di Rosario Muniz? È un personaggio molto sexy, ma Rosario Muniz pure è stata una grande casa caruta, non so che fine abbia fatto, che poi non la si buttava su Rosario Munz e faceva stronzate, ecco. A un certo punto era divertente all'inizio perché comunque tu dirà uno chi ne pila che facette che la battuta che passa dalla storia non mi ricordo però avevo fatto c'ho la figa nel che fa ridere però poi dopo un po' che tempo ci cagata cioè almeno per me mo filo orecchio mi fai pure schifo però all'inizio mi faceva ridere cioè, poi Milo Darko Channel Fabrizio io al Comic-Con con alcuni amici ho uno stand gratis allora oltre alla collaborazione ti vedrò pure al Comic-Con sì e io spero di sì ma penso che ce l'hago vabbè comunque Emanuele consiglio non offendete al centro casa caduta addirittura che pure vaga a fare spese con me Cerrone però i vaga a Rosata Larci Scampia non credo sulla Rosata Larci poi io a Scampia non sono pratico però credo Rosata Larci una che è un supermercato si chiama Rosata Larci guarda non l'ho mai sentito ti guarda non l'ho mai sentito Antonella Lela dice ci stanno i wafer LD questo è vero LD sui wafer e l'MD se non vado errato perché catta mai io sono anche buoni cioè mi cocco boh ma ci catta per spuzzuria
però non credo che, sì, credo che siamo quella dell'MD, vabbè. Francesco De Martino, da una scaletta da 1 a 10, quanto sei casa caduto? Io penso 10, penso senza dubbio, ma siamo d'accordo un po' tutti qua. Allora, Alessio Nicola, dicevo, se l'MD fallisce, ma fammi fare di pauta, Roberto Callino Moro, sì, l'MD fallisce, ma io penso che a già giuro, a già giuro Facebook, a già giuro che fallisco pure io, appresso a loro. Infatti rischi che la tua filosofia di vita muore, ma no, sicuramente sì, un po' sì, muore proprio una parte di me, perché oramai mi sono affezionato a questi personaggi, se l'MD può essere considerato un personaggio, ma diciamo che oramai lo è, sì, sono due personaggi che oramai mi sono affezionato, mi cascerebbe il mondo, sì, si può sapere, sì, è come se ci muore un cane, no, per dire, allora tu sei un po', quindi no, non ci puoi pensare, viva l'MD e viva Roberto Galli. Mattia Segre, c'era lo sbaglio stasera più incazzato, no, non sono incazzato, da veterano delle tue live stai dando qualche risposta un po' più arronzata, può essere anche che una mia impressione, no, io non credo proprio che no, anzi, non sto incazzato, questo lo posso dire, forse già ho risposta arronzata non me ne sono accorto, no, ma non sto incazzato assolutamente. Sì, Mister Mano dicevo la fica nel culo, sì che sarà, sì, che la fica nel culo, e la battuta maceria all'inizio molto su fatti Rosario Muniz. Arosta, PC Games è morto a fare le cerette, poi essa ha fatto le cerette, no, ma pure ci sta pure Killate, mi faceva vedere all'inizio, poi mi ha rotto come si chiama? Giuseppe Simone, ecco, Giuseppe Simone ha scelto questi vari fenomeni, Muniz e Simone, Giuseppe Simone all'inizio che faceva stappello, lui diciamo, che diceva che voleva una giacca, non mi ricordo una cosa questa. Però non so che fine hanno fatto questi casi, cioè, no, lo vidi alle Iene, Giuseppe Simone che facette una cosa così, però poi non si vedono più. Vabbè, comunque, Vittorio Nociglia, ma magari Camaglia hard rock che mi ha mandato prima in una fotografia, un grande pazzotto dell'hard rock, ma mi ha mandato la fotografia Vittorio Nociglia, si chiama Sard Rock, pensate che cosa era la Sardegna, perché non volevo andare a pensare che poteva essere avere un pezzotto dell'hard rock, perché Sard Rock non si può sentire. È una bella casa d'Ocola, vabbè sì, comunque l'incontro tanti chissà c'è cosa pensi di media shopping, pure ho qualcosa da dire su media shopping. Non fa ridere media shopping, a me fa ridere perché fa la notte, due notte che per pubblicature, poche delle per poter avere a stita, molte media shopping mi fa un po'. Comunque l'incontro, no, ma io lo dico spesso, non lo so, non ne sto organizzando, soltanto perché voglio è inverno, fa freddo, ci vorrebbe sanavi, no? E ci pigliava freddo e cose. Invece in estate, maggio, giugno è più un periodo propizio, fa incontro perché fa cavolo, stiamo a mezza mano, o pantaloncini, mo c'ho anche la casa d'Ocola fresca, ce la portiamo, e quindi io penso che maggio-giugno sicuramente organizzo, ma non vedo loro perché io alla sempre tra per voi magari non piace, ma pure per me conoscervi, come si diceva, i vavrei, no? Veramente è una cosa piacevole, quindi veramente non vedo l'ora. Comunque penso maggio-giugno organizzo qualcosa. Allora, Antonio Ottaiano, munizione un incrocio fra Giuseppe Simone, Peppa Sena e King Kong. Sì, io vero. Guarda che Muniz un po' ci somiglia a Giuseppe Sena, se lo conoscete, sì, so conosciuto Giuseppe Sena, perché pure Giuseppe Sena, semplicemente non so a che pila, sì, un po' così, un po' stessa pila, un po' scavallato, vabbè. Sa possibile, fa prima stasera stai cagagliando, ovvero sono un po' cagagliando, ma non lo so, perché parlo veloce, no, che voglio far fastidire, allora parlo un po' più veloce, magari non cagaglia, è vero, un po' più, però può essere pure la connessione, non lo so. Buonasera, mi saluti. Ciao Franci. Questo è il primo rigurgito che faccio, devo dire la verità, oggi sono passati 40 minuti il primo rigurgito che faccio, pensavo che non potevo fare più stasera, perché oggi mi ha veramente un culo in culo. Raffaele Verde, Ciro, che ne pensi della buccia della Lete? Non mi ricordo qual è, non so qual è, forse due bottiglie che parlano, se non mi sbaglio, sono due bottiglie che fa mamma, pato, figli, una cosa che, però questa mi pare che è vecchia. Da Dudu, come si chiama? Gianni, cioè, mi saluto, sono arrivato mo. Sì, tu ti saluto. Mario Tramontano, ma poi ti imparate a puttare macchina? No, questa è una domanda che spesso scrivete qua. No, non mi ha imparare a io me ne fotto proprio a mirare la macchina. Non lo so che voi state pensando, ma come no, a me me ne fotto proprio, quindi non l'ho ancora imparato. Sì, mi piglia stu fatti, non imparo, sicuramente imparo, ma non è un mio interesse, non è una cosa che mi interessa. Umberto Prota, c'ero per te il vestito era bianco oro oppure blu e nero?
video, quindi vatti a vedere un video se non l'hai visto. Mister Mano dice: ma tu lo hai WhatsApp? Sarebbe bello creare un enorme gruppo dove si parla e si schiatta. Voglio una... Allora, se mi coppa WhatsApp ci sto perché ce l'ho, però lo uso mai. Voglio, ma sapete perché? Perché no, a parte non sono abituato, perché a me Facebook ma basta e mi avanza, nel senso che se uno sta in coppa a Facebook, no, ma che cazzo sta a fare pure un coppa a WhatsApp? Penso io. Allora, mai sto in coppa a Facebook, come frutta a me su WhatsApp? Io comunque pare in coppa a Facebook, fotografia, linga, cosa, sta usato video, no? Ma WhatsApp, pure WhatsApp prima, a Camaro, cioè, spunnavo un coppa a Facebook, spunnavo, e mi pare un po' un sallanimento, per me, sta su musce a scrivere, non lo so, però no, non lo uso, mi piace se WhatsApp, ce l'ho perché io ma non lo uso proprio, anzi, parlo proprio fastidio, e poi quando a Facebook rispondo sempre, mi piace, poi, ma WhatsApp è una cosa in più, sinceramente, una cosa in più. Allora, Pasquale Maiello, cioè, mi fai veloce, un po' di pubblicità alla San Montana, ma come la faccio? C'ho la purista che parla, no? Bene. Allora, Gianluca Di Costanzo, c'è lo sì, che sì, a fora a quel che ha diventato, cioè diretto dell'MD. Fammi un saluto a Ragozzina Angioletto Principino dei Bullette, bellissimo questo nome. Forza Napoli, ciao Ragozzino Angioletto, principe delle bollette. Presumo che sia un nome che tu pigli bullette, beh, da tuo frate, vabbè, io gioco proprio, quindi vabbè. Mario Colò, fammi parlaci un po' di Giorgio Mastrota, veramente grande casa chiusa Giorgio Mastrota. A proposito, scusa mi ma scusate di parlare di media shopping, l'ho detto un po' su media shopping su casa caruto proprio, però l'unica cosa buona di media shopping media shopping è il fatto che comunque fai da notte, allora tu sai, dici, come ti fai capire, da notte uno diceva un star meno frate, ma però Giorgio Mastrota dice no, alle 3 ti preciso, tutti i giorni tipo alle 3 poi visto e da votare mail, da votare una tarazza, una bucchina, ma è molto più antipatico Mastrota, se vogliamo fare una specie di gara, no? Media shopping, preferisco media shopping comunque. Mister Manuel, io sono milanista, ma io del Napoli Gabbiadini doveva segnare, che la casa Caruto fa uscire non mi segna il fantacalcio che mi ha deluso mannaccia Marina, e vabbè, ma Gabbiadini ha giocato poco ieri, trasudare in 2 secondi più di quello che ha da fare, anzi Gabbiadini già sta facendo bene, già ha fatto 5 gol in non so quante partite, comunque Gabbiadini è un bel giocatore, però qua ti porterà grandi soddisfazioni al fantacalcio, già lo so, te lo posso assicurare. Antonio Giovinelli, hai visto ieri Mattiello, mamma mia, voglio Mattiello, il giocatore del Chievo si è spezzato una cosa, cioè, bruttissimo. Allora, io ho visto link, no, su Facebook, su fatto la vista di questa coscia veramente, cioè facciamo finta di una coscia, no? Cioè chi la teneva così. Allora io agitavo, questo sarà, perché sai, il voto, no? Io sono talmente a capa mia, no? Che sono talmente diffidente, in coppa a casa caruto che in coppa a Facebook per farti cliccare, che agitavo questi figli e bucchini mi sa fotografia, che la coscia sta sotto, perché mi fanno cliccare e mi fanno fare un bro cazzo, che pubblicità, che banner, vuoi un pene più grande, ciao da questa, a me non buco, questo è una stronzata. Dopodiché seguo un po' a Facebook e ho continuato a vedere che tutti quanti scrivono fatti Mattilda, ma cioè, pure che avessi verso fa. Però ero convinto che era un fotomontaggio, perché non potevo credere nella mia ma io non l'ho mai vista così, perché cioè, nel calcio non ho mai visto uno che si spezza la gamba in questo in quella modalità, cioè chi si è proprio spezzata la coscia, cioè ci mancava solo che cioè chi la pigliava la coscia la pigliava così si portava, cioè si è proprio spezzata, cioè secondo me se non c'era la pelle se non sto parlando comunque per dire o che penso voglio che mamma mia caccia pensare, cioè, a me mi è dispiaciuta una cosa proprio assurda, una brutta, una cosa brutta, cioè, non lo auguro proprio a nessuno, veramente manca a Giorgio Mastrotto, mo ce l'ho, perché è una cosa secondo me bruttissima, e spero che a sua giorno si ripiglia, comunque c'ha 20 anni, a ten tempi si ripiglia, anche se io non lo so, dopo che uno si spezza la coscia in questa maniera, se veramente poi dopo non solo non, forse non potrebbe tornare a giocare, ma spero di sì, ma proprio non una più a camminare, nel senso a camminare bene, perché voglio visto chi lo si è spezzato rimani su, io non lo so, poi magari essendo che sono calciatore, tenere che tengono i palla sotto 3 palle, allora magari lo fanno camminare meglio di noi, però questa è la mia opinione. Vabbè, comunque un pene più il coso vuoi un pene più grande e c'è da cagare cazzo fra che non ci capite si pubblicità che esce, vabbè comunque Mariano Tramonta, cioè tu parli sempre di Carlino ma c'è sta pure una grande casa Caruto Ennio Doris, il presidente della Mediolanum, che ho veramente una grande casa. Tu devi sapere che una volta a se facendo la pubblicità in Coppa
e non lo so se mo Ennio Doris è il figlio o il padre, perché poi ha notato che il padre ha fatto, non so se ve lo ricordate, la Mediolano c'è stare da capo, e non so perché non ha mai fatto la pubblicità, non l'ho mai, non ha mai fatto la parodia, perché pure mi fa incazzare che lui dà morto, perché poi penso che poco a Berlusconi, ci posso poco, è poco un Berlusconi antipatico, perché poi Berlusconi a me poco messi, e come vedete che sta con la mazza a mano, come poi esce tuo figlio, e forse è chi sta Ennio Doris, tal lupato che è sick e parla tale e quale lupato parlo poi usciamo mongolo pure un stanco poco non mi ricordo che non hai mai fatto la pubblicità forse mi è uscito pure non lo so comunque forse non c'è giocato e non ci io ma comunque X Live stasera ma così visto che in difesa stavano un po' in difficoltà per 20 minuti lo prendessi in culo sì Mariano Tramonda tu parli no questo già Luciano, voci dicono che hai aperto la catena di media shopping in Campania, cioè un pezzotto di media shopping, sai, media shopping, non so come è uscito questo media shopping. Allora, c'ero il motorino, non ci hai mai pensato? Sì, io ho avuto il motorino, ho aggiunto 3-4 motorini all'epoca mia, da quando avevo 14 anni, veramente, ho aggiunto un sacco di motorini. Anche per questo io non ho preso la patente, perché ti dicevo, ma come fotta a me la patente? Tengo motorino così bello, perché mai ci metterà più la patente, questo pensavo io. E quindi è stato uno dei motivi per cui poi non ho preso più la patente, poi ci sono stati altri motivi. Sì, ha aggiunto motorini, ha aggiunto 3-4 motorini, tra cui tipo 2 free o 3 free, se non 4 free addirittura. Ha aggiunto uno Sky, che si chiama lo Sky, non so se vi ricordato motorini, ma ci stanno ancora oggi. E poi ha aggiunto un Typhoon che è proprio un UCS motorino, che non vi dico. Infatti, sto fatto mantenere questo motorino, no? Mi ricordo che la patente su motorino per UCS, no? Che me lo regalò mio cognato perché infatti mi meravigliai che la volta che mi regalato, ma come mi ha regalato un motorino? Poi capi che era un UCS motorino e quindi capì perché me l'aveva regalato. Con questo motorino non funzionava bene e faceva un rumore tipo ma forte però, mo faccio così un po' solo. Faceva tipo allora su rumore in da orecchie, no, voglio mare, proprio fastidio, che non si può passare fascino. E quando lo spegni, ma no, pareva che stivi in paradiso, perché dici, ma no, finalmente, c'è più. Allora l'auto buttare a due meccanici, però non so quanti soldi mi chiese, erano troppi, e quindi ho detto, può fare il mutengo questo rumore. E invece un compagno mi dice, vabbè, tu congi, andrò qua, metti, andrò qua, tu levi questo rumore, poi c'è bello, chi si muo congio, ci fa una cosa così. Comunque è stato su compagno mi con chi 3 euro, cioè tipo ci mise un sacco, no, 3 euro, 3-4 euro, o ma con un motorino, ma piccolo motorino, belle buone motorini, con il rumore peggio prima, voglio ma da che cioè, io proprio non fare mani male, ma visto se lo ha, visto se io pure dico, ma che se lo ha tu fra, io sono ancora più fa contento che come hai fatto va, mi hai fatto bene, e così sì, no, effettivamente si sente meno, facevi mani, vero, proprio che si sente peggio. Con questo motorino mi se lo ricordano ancora oggi, ma saranno passate, se non di più, ma pure 15 anni, se lo ricordano ancora, i compagni si ci dice, se perché mi sentivano, a me muovo giusto a non sapere su un casino, però ci sono cioè, si è fatta tutta di palazzoni e poi c'è stata proprio una strada per me, ovviamente che non è che potevo camminare a palazzi e quindi ci sono delle strade fra questi palazzoni e allora vedendo su Magnino mica queste case qua diciamo magari c'ero io ti sentivo a notte quando stavo tornando perché ti sentivo solo tu a piano questo modo e faceva allora io stavo tornando Cerrone e magari si va, non dico a fuori rotto ma si sa che una aiuto proprio piano fuori rotto che diciamo sentiva a me questo rumore questo modo che è rimasta la storia che veramente in l'uovo può scassare proprio ok però a di 2 anni se con il motore ne avesse pezzo all'udito perché era proprio fastidioso. Vabbè, come detto questo Mister Fulmi in me c'ero qui indovina chi è venuto bravo io sì, vabbè, comunque c'ero visto che stai parlando dei motorini racconto fatti quando fate ancora ci sto video se fate là per questo video che ho a Facebook Mariano Tramontano c'era allora mo ci vorrebbe una battaglia tra Carlinio e Ennio Doris non sarebbe veramente per me fanno queste cose che questi cazzo per la battaglia tra questi due personaggi a dire a te c'era un passo nessuno sapeva che fai video in coppa YouTube sono tutto quanto infatti faccio certi foto mi guardano si mettono a ridere poi che conosco tutto quando eravamo in due palazzi mi sto guardando però sì lo sanno si mettono a ridere quando mi vedono le cose poi pure ma ci sono un po' scuro però sai no,
a volte no, è vero che io mi contengo quando faccio i video che passo poco, però un po' più rispetto a prima penso quando dico qualcosa in qualche video, perché dico chissà so era pure la signora del palazzo, quindi sono sempre un po', diciamo, tra virgolette attenta a non dire parolacce, ma ne ho perché per di costi, però comunque sì, quindi sono un po' più attento. Allora Franci Giglio, c'ero quanto ci vuole da casa tua a San Paolo, spesso non ci va una vita, però ci vuole poco, veramente si va la macchina ci mette 10 minuti, per dire, ci vogliono proprio 10 minuti, cioè, io non dico come cacao, San Paolo, che ne ho, però dal balcone mio, sì, quando proprio al look, normalmente che ha segnato una vlog con l'ultima volta che ci sono casa, fino alla casa mia, è una cosa rara, Napoli-Empoli, mi ricordo che segnai Higuain, mi ricordo che comunque si fine a casa mia, comunque che non è vicino, comunque sono 10 minuti. Allora, Luigi Bosso, c'era ma mi stai snobbando? Assolutamente no, Luigi, questo è il primo commento che leggo. Berta Prota, la leggenda narra che in Cina con un solo identikit hanno arrestato 250 persone, veramente ogni tanto vanno questi battutacci così senza Milo D'Arcone, è mai capitato e te lava niente dopo di esce il sangue dalle gengive e che se la pubblicità della Parodontax e di essere morta no a te ovviamente a chi la Parodontax Alessio Enigma, ma se ti capita di mangiare una cosa dolce fra salata o salata che scegli? No, a me piace queste due cose, cioè, io non sono un amante del dolce proprio tanto, sì, mi piace il dolce, perché ma io mi strafugo in un tiramisù, tra poco, cioè, no, mi strafugo in una fella di tiramisù, tipo alle 2-3 di notte, cioè, proprio veramente a pork, proprio farnuto, e, quindi mi piace il dolce, non è che ci va pazzo, però mi piace il salato, ovviamente, forse un po' più salato che il dolce, ti dico la verità. Allora, sì, mi ricordo che su tutti i video capirà, sì, una pubblicità della Parodontax che diceva ti e chi lo dice sempre di un po' fra faccio anche un cazzotto mocco che mi caga tua. Allora vabbè, questa solita domanda immancabile stasera pare che ce l'erano scansata, ma ci sta sempre la domanda dei Pantellas, voglio no, non si sono fatte sentire perché non si sono fatte sentire, sono sempre casa caruto. Media Scippo, questa è una cosa tipo media shopping, media Scippo, c'è una bella Luigi Bo, ma io quando mi hai visto cantare canzoni a me per live, io non ho mai, non ho mai cantato le canzoni, quindi non vedo perché devo incominciare ora, e poi perché veramente facciamo piovere, non mi pare casa, sta piovendo già da un po', quindi speriamo che ci pochi soldi. Voglio sono fatte le 22 e 32, però stiamo ancora un altro po', in modo tale che voglio passa velocemente l'ora a questo pagina, cioè, almeno a me mi passa, non so a voi, però a me un po' vola. Ma comunque delle donne come piacciono bionde, capelli neri, magre, bellissimi o sex, ma diciamo che a me piacciono tutte, non hanno proprio gusti. Stai citando il grandissimo Enrico Pasquale Prattico, che oramai ha fatto di questa frase uno slogan che diciamo, oramai ho conosciuto Italia, ho fatto lui è stata una cosa assurda, è entrato nelle menti di tutti quanti. Come sì, piacere viva le donne dell'est, viva le donne dell'est, sì, dell'est, quindi ci sta. Fabio, ma no, Chuck Bartosci, Fabio, ma il tiramisù dell'MD, ma assolutamente no, è stato fatto a casa mia, un tiramisù in casa, no, perché non so se no, non credo, anzi, che l'MD abbia un tiramisù, ma manca mucca a tasta, perché veramente a lei le dolci penso che all'MD se ne dai pochi, veramente vengo un po' cesso, ma se noi pariamo magari a cioccolata fa in dolces che è vero, però penso che il dolce l'MD sia proprio un lassativo, proprio, cioè, non lo consiglierei, ma secondo me non esiste nemmeno. Vittorio Nociglio, c'ero proprio il sogno da casa caduta, va a fatica per l'MD, ma io veramente, cioè, l'MD io voglio che tu faccia un video di questa, perché io pubblico un profilo mio, perché c'è un nostro adepto veramente viene preso per noi, per me, per tutto quanto, cioè a nome di tutti noi è un onore, cioè io veramente ti faccio una foto, non lo so, ti metto a casa mia, comunque spero sia vero questa cosa, perché fatica e non è mai una cosa malamente. C'ero in a cuccare, rimane un gallo canta mattina, buonanotte a tutti questi caseruti, io vi saluto Stefano Caputo, che tra l'altro su fatto un gallo, no, quello è un proverbio, si dice, su fatto il gallo canta mattina, che io tengo un gallo che abbasci, cioè, visto che sempre mi si palazza, però dall'altro lato della mia, dove affaccia dall'altro lato c'è una terra, tra cui c'è sta pure il gallino e un gallo, quindi a me veramente sono un gallo,
no? Sparasse un mucco. Però io dormo dall'altro lato, allora non sento gallo, ma se io mi metti in questa stanza qua, uso un stesso gallo la mattina, e sappi, vabbè, poi Rom può sparare pure il bombo, frate, ma neanche andare perché mi scende. Però, insomma, no, mi scende a 5 mattina, capita, poi come vi cocco film, ma raggi cose, e faccio 5 mattina, e se andesse a sto gallo, questo cane vado il 5 mattina, un gallo, vabbè, comunque già l'hai sparato, un gallo, perché non l'hai sparato, ma c'è stato un quasi pianta in capo, quindi il problema non sorge, non sarebbe sotto. Vabbè. Sharp 79 dice: non si vede per niente che ti piacciono i dolci e il salato con quella panza. Ah, ma se vede la panza, eppure l'inquadratura è abbastanza stretta, quindi non so se si vede la panza, o la tenga la panza, anzi, ma cioè, non so più come fare, scendere la panza perché. Non so, sai che rega, a un certo punto, no? A 32 anni purtroppo fai la panza, ci sta niente da fare. Quindi per dimagrire o ti muovo o ti muovo, che sono le due. Allora io sport, cose del genere non le faccio, quindi a sta panza poi io sono ingiummata proprio, io la vorrei togliere, ma è un po' difficile perché mi sa che mi rimane. Vabbè, comunque, c'era che pensi di Giuseppe Sapio, aspetta, stiamo infatti Giuseppe Sapio, vabbè, ma comunque c'è che ne pensi Giuseppe? Ah, è di Napoli, Mister Manuel dice questo, è di Napoli, per un bravo ragazzo, non so perché lo criticano poi, no, ma io la già intervista, io l'anno scorso ho visto un video su Giuseppe Sapio sulle Maissa, un po' canale, fatela a vedere casomai, e vabbè Giuseppe Sapio faceva, cioè, ha fatto certi video, certe cose, vabbè, comunque alla fine poi la giusta vicina, cioè, ha capito che lo faceva per fare diciamo audience, no? Per fare seguaci, per fare no? Però comunque l'ho conosciuto la vicina, cioè, voglio tranquillo, buono, normale, cioè, mi è paruto strumento, ma lo dico molto sinceramente. Francesco De Martino, c'è una mattina una connessione si toglie la web, penso di sì che possa capitare, perché la prima volta c'avevo questo computer, mai più, perché oggi capito che cesso, così può darsi. Marco Naso, secondo te la buffe di Max, cose più belle sono le rimozione forzata a banco dei pugni, no, banco, e AirPort Security, ma da grille, io mi vedo di Max alle 2-3 di notte e fanno sempre chi lo fa che si ciacca la gente in dopo soccorso, poi fa mille modi di morire, e che succede? Ci sono morire queste due, poi non so cazzo di rimozione forzata, un banco dei pugni, non so cazzo mi vorrei perché non so a che ora fanno, quindi come fa anche me ne fotto proprio perché padre insomma che mi vedo tanta televisione. Franci G di grigio, non ho visto, quindi non lo so proprio. Dudu Chan dice, ma quando il lupo chiama il branco, Dudu frase no comment, Sharp dice no, si vede dai tuoi video avanza, i video di là quando la figura intera che non farò mai più per via di questo motivo, farò video, fosse bello che io alla fine faccio questi video, già con una strusata, capito? Francesco Troiano, Manit Casino Mostro con il computer, si vede un drago, sono un hacker, veramente sono... Andrea Catalano, sei più tipo da parmigiano o da salsiccia e farello? Da salsiccia e farello, proprio ti rispondo proprio nettamente perché a me la parmigiana mi piace, per carità, non volesse stare male, perché però voglio, a me salsiccia e farello mi piace, detto propriamente, la parmigiana a me mi piace, ma mangiano poco e mi fa questo potere che io sto mangiando tanti parmigiani, lo stomaco mi si gonfia, non so, si fa qualche cosa chimica, no, invece c'è soprattutto i friariello quando sono fatti bene, con pochi peperoni, mi tengo fame, non ci posso pensare. Sharp Chan, mi gratto le palle quando guardo di Max Portaiella, no? Effettivamente è un po' così, perché innanzi che secondo me io collego al fatto che mi che si facciamo in trasmissione prima di dormire, ovviamente se tu devi da un camore sotto una macchina che l'auto sotto un scioccato per esempio e lasci attato un cuore per fare proprio un disegno che il si schiatti e costa, allora tu come ne che puoi pretendere poi di sognare che ne sai, un paradiso a Maronna, no? Qualcosa, infatti sono sempre cose brutte che come uccidere che era troppo, no, ma sono tutte stronzate, ma sono con capire che sono collego, infatti mi sto bene più stu cazzi di Max che mi fanno fare un buono stanotte io non ho visto, però stanotte mi sono tutto struppiato, vabbè questo non c'entra, vabbè comunque
Raffaele Verde fa capire quando è casa caruto. No, c'ero perché alcune volte fai era capitanata con scusa. Raffaele Verde, c'ero perché alcune volte fai video nudo. A parte che non sono sto un cannuro, comunque si una casa caruto, tu volevi salvare, no? Che ero pensato, ma perché alcune volte non fai dei video nudo? E si dice non è casa caruto, posso mai fare i video, però in pagina capito perché alcune volte fai video nudo? Ma sempre si una casa caruto, perché io non faccio video nudo, ma ho fatto i video senza maglietta. Che poi la spiegazione è facile, voglio allora fa cover, era estate, e quindi io facevo cover, la maglietta che si azzeccava un culo, sinceramente fa cover a casa mia, e quindi ho fatto i video senza maglia, che li tornerò a fare, ma non è perché tengo, perché poi mi fa schifo, quindi non è che io faccia dei video perché guardi il film frutta a me, quindi faccio video così. Allora, Francesco De Martino, c'era ma ritornato un vecchio video visto su Facebook, è vero che quando prendi qualcosa al bar non lo devono riscaldare, sì, ma che si sta ricordando, fatto lo video lo panino napolitano, ma chi Moretti fuoco, ma non qualcosa al bar, qualcosa nelle pizzerie, perché tendono che ci facciano da morte le pizzetterie a riscaldarti le cose che tu ti prendi. Non mi capita che mi piacciono fredde, e poi soprattutto ho fatto un panino napolitano, a me il panino napolitano piace freddo, è come la pasta e lenticchie, mo gioco collegandoci a prima, ma piace e un panino napolitano pure, e chi lo scaffa a meno poco, certi no, guai, lo figlio più c'è tu panini di fuoco, e allora certi come fa, no, dice che è una casa che pensai, e vabbè, comunque, chissà, tutto proprio, Marco Naso, si mette a 3 e 5, rimane sbari, cattivissimi migliori amici che hanno poche parole, se fanno scherzare, questo programma di D-Max, questi 4 amici che si fanno i scherzi, non so cazzi muri, però lo vedo che cazzo secondo me, non so se potrei fare scherzi a sì, si fanno scherzi fra di loro, ognuno ci va a fare quello, no, non l'ha già capito come funziona quel programma, però non so cazzi muri. Vittorio Nociglio, c'è un buffano, un grande piacere, puoi salutare una grandissima casa caduta, Nando il Fotone, il Fotone, sono curioso di capire perché quando voglio mangiare rattata un po' poco, un rusciolo assurdo, ma cheese comunque affronterà i Mosca Mosconi Moscovina, citazione che si state cazzi da ricordo video che facemmo a furore, dove appunto non sapevano come si chiamavano gli abitanti di Mosca, Moscovina addirittura c'è proprio che le case carute che la vogliono, ma dico poi 22,42, io vi lascio perché a fare un bello caffè, sono sincero, perché io non mangio vedo un caffè velocemente e tengo troppo sale, tengo troppo immagine, la liquida sono salate, il sale sta cominciando a salire e mi sta azzerando la salivazione, e quindi un bello caffè frate che mi bilancia i zuccheri e tutto il resto a sapere. Questa cosa che ho detto a Grande Casa Caruto, io vi ringrazio veramente per essere stati ancora una volta lunedì come sempre, poi ci sta la live e voi ci state tempo in diretta, appresso a voi questa live, questi cazzi commenti che facete vi ringrazio e poi ci vedremo lunedì 21:30 come sempre, minuto più minuto meno si sa, e niente, ringrazio poi Barop perché sembra la stessa cosa tutte le volte che sono tanti ma avere anzi sono sempre di più quelli che si vedono live dopo che quelli che si vedono in diretta e niente, io vi mando un bacio, un grande abbraccio, vi lascio e intanto parlo un bottone e chiudere la live. Stato buono, un bacio, una prossima live facciamo computer che la tu che si forse una luce. Ciao a